Ben ritrovati cari telespettatori, e ci fa piacere riavere, era un po' di tempo che ci mancava, Sergio Taurino, presidente dell'ADOC, Associazione Consumatori Veneto. Ben arrivato, ben ritrovato Presidente. Grazie, ben trovati anche a voi. Dopo un po' di assenza comunque ritorniamo a parlare tra i nostri consumatori amati che ci aspettavano da tempo. E soprattutto perché quando vediamo la situazione dei consumatori sappiamo che c'è sempre un alert, un periodo di criticità particolari. Questo naturalmente è un periodo in cui magari si può permettersi, insomma, fa qualche spesetta in più, qualche cosa, nei modi più comodi possibili, e quindi alcuni non hanno l'opportunità, coloro voi che ci state seguendo, di andare in negozio, e quindi utilizzano l'online e tante altre cose. Insomma, parliamo di educazione finanziaria in senso lato, modalità e attenzioni che bisogna fare quando si fanno le spese online, le forme di pagamento, e poi da là andiamo un po' a sviscerare tutte quelle che sono le problematiche. Ne parleremo ancora, però bisogna, Presidente, repetita iuvant, ripetere le cose, perché noi siamo un popolo, gli italiani, tra i più non educati dal punto di vista finanziario. Questa è una cosa che emerge chiaramente dalle indagini a livello internazionale. Intanto buongiorno a tutti, grazie Elena per avermi ospitato. Chiaramente noi stiamo lavorando anche sul progetto, per cui questo è anche un'occasione per dire che non ci fermiamo solo agli sportelli, cioè a ricevere le persone che vengono a prenotarsi da noi oppure che devono al nostro venire, sportello, ma lavoriamo anche su progetti su piccola e su larga scala. Adesso noi stiamo concludendo il MIMIT 11 cosiddetto, dove si parla proprio anche, dove era la dedica maggiore era sull'educazione finanziaria, e in ogni caso comunque avevamo già strutturato durante tutto il 2025 una serie di incontri e una serie di iniziative. Queste iniziative chiaramente, fra queste rientrano anche queste, che non voglio che diventi l'omelia del prete, ecco la mia, perché sembra quasi che noi, hai detto repetita iuvant, che non ripetiamo le stesse cose, ma poi ci ritroviamo sempre al punto di partenza con delle persone che sentono maggiormente adesso la difficoltà, perché se noi analizziamo il fatto che Black Friday e Monday Friday hanno visto un 60-70% di consumatori che hanno fatto acquisti online, cominciamo a pensare già come dire, tutte le criticità che vengono dietro a questo tipo di acquisto. Ma non solo, c'è anche il fatto che io stamattina, lo devo dire, mi sono svegliato, dico, ma la Elena quando mi chiederà queste cose, cosa le potrò rispondere? Gli italiani, tu hai detto che sei un popolo poco educato finanziariamente. No. Così dicono le indagini. Così dicono le indagini. Io dico che quando la mattina si svegliano il leone e la gazzella, si sveglia il furbo e si sveglia l'ingenuo. L'ingenuo è proprio la persona più pericolosa per l'associazione dei consumatori, perché l'ingenuo pensa di essere più furbo del furbo. Adesso l'ho pensata, stanotte riflettevo, mi sono svegliato e ho detto questa la devo dire, perché molti dei nostri consumatori che si rivolgono a noi proprio in queste sedi, no, dicono, ma come? Mega frega. E già là c'è un atteggiamento di una persona che pensa, no, che il furbo sia uno così nato ieri mattina e poi dopo muore la sera. E invece le tecniche, e su questo poi dopo parleremo adesso delle forme di pagamento, le tecniche di contrasto a tutte le iniziative dei furbi, e tu Elena penso che ne avrete parlato in televisione, di tutti gli anziani truffati, 9 al giorno in Veneto, 9 anziani truffati al giorno. Ma allora quelle sono le fasce sociali deboli. Se però mi incomincia a venire il professionista, l'architetto, il medico, il funzionario di banca, te dico altro, un funzionario di banca è venuto, no? Che hanno truffato, che ha subito una truffa, no? Doveva sistemare, imbiancare la casa, ha chiamato e si è trovato poi dopo in mezzo a una selva di fatture
farlocche, eccetera, e di una sedicente società, che società non era, erano padre, figlio, la moglie e la nuora, vabbè, la moglie del figlio. A conduzione familiare. Che l'hanno pulito di 30.000. Mamma mia. Per imbiancare una casa. Vabbè, lasciamo stare. C'è gente che entrava, ho detto il sabato scorso a Belluno, questo è in provincia di Belluno, che addirittura quando sono andati a fare i lavori, no, buttavano secchi d'acqua, meno male che c'era una telecamera, sul soffitto, hanno chiamato il padrone e hanno detto guarda che qua c'è umidità, bisogna che rifacciamo di nuovo il soffitto. Hai capito? Cioè, robe incredibili. Allora, io dico, prima di tutto, se fate gli acquisti online, cercate prima di vedere se il sito è attendibile. Se è un privato, fatti vostri, ma se è un'azienda sicuramente avrà una partita IVA, avrà un'iscrizione alla Camera di Commercio, avrà una PEC. Io mi sono sentito dire da gente anche, ma non esiste la PEC su questa azienda. Non è un'azienda? Scusami. Quindi ci sono le possibilità di poter già cominciare a conoscere il tuo interlocutore. Prima andavo al casolino e lo vedevo in faccia. No. Adesso bisogna... Se mi fregava, tornavo, le dita negli occhi. Oggi, no, proprio con gli acquisti online, del tuo interlocutore sai poco o quasi niente. Per cui, se si fanno quei tipi di transazioni, qual è l'altra forma che ti può tutelare? La forma di pagamento. Perché quando arriviamo al dunque bisogna anche non pagare. Paghiamo sulle poste pay, sulle ricaricabili poste pay, per favore. Allora, questa è cos'è l'e-commerce? L'ho scritto, questo è Wikipedia ancora, ci siamo evoluti. Quindi abbiamo un mezzo che è il web, in questo web c'è una selva di personaggi, dobbiamo essere attenti perché quanto più estesa è la platea delle domande, delle offerte, tanto più attento devo stare, perché se mi offrono in 3 persone li posso intercettare, ma se mi offrono 1 milione di persone già sto entrando in un mare magnum. Se vediamo la prossima diapo, quindi ho sentito la settimana scorsa l'ultimo Istat, che una buona parte dei giovani, circa un 34-35%, fa ricorso al microcredito, il credito cosiddetto al consumo, tramite gli intermediari finanziari. Ciò significa che i nostri giovanotti, io non me lo so potuto permettere, sai che io sono nato nel 1800 e rotti, non avevo i soldi, non potevo viaggiare. Oggi una buona parte dei ragazzi si vanno a fare un finanziamento per andare a fare un viaggio. Nessuno discute che vogliono. Poi dopo però bisogna pagarlo. Però questo è un microcredito perché dietro ci sono le finanziarie, quindi c'è un problema, giusto? C'è un problema nel senso che ci saranno degli interessi. Quando sono venuto le prime volte che mi avete invitato in televisione, sono venuto, le finanziarie erano le finanziarie. 4, 5 ben individuabili. Adesso di quelle finanziarie ne sono rimaste solo 1 o 2, le altre sono state acquisite dalle banche. E là incomincio a pensare. Allora, se la banca ha acquisito la finanziaria, vuol dire che avrà un suo rendiconto, perché una banca non fa investimenti a zero, li fa perché se ha un rendiconto. Ma c'è sempre gli interessi che vanno presi. L'interesse, proprio appunto l'interesse, che già i suoi clienti fidelizzati possano attraverso le sue finanziarie, no, godere di prestiti che altrimenti non verrebbero erogati in condizioni solo di conto corrente. Cioè, mi passo un prestito se non mi date le garanzie. Con la finanziaria le garanzie si attenuano e quindi diventi più, come dire, la domanda e l'offerta si incominciano a bilanciare. Oh, tu mi domandi, sì, io ti offro, ma ti offro questo, questo e questo. Diapositiva successiva. Quindi queste sono le varie forme di finanziamento, eccolo qua. Torniamo alle forme di pagamento. Questo è il grimaldello, secondo me, io sono di quasi 18 anni, faccio questo mestiere, le ho pensate 100.000, poi dopo c'è sempre, diciamo, l'evoluzione della specie e chi ha intenzione di drogare il mercato, no?
adesso però si trova di fronte a, come dire, alla forma. Prima c'erano solo i contanti, si pagava in contanti, non si capiva, non c'era tracciabilità, non si capiva niente. Oggi, se tu fai un acquisto di beni o di servizi, può pagare tramite assegno, ma qua stiamo parlando proprio, ecco, un servizio, un bene proprio, cioè ti passa un assegno, Certo. e già là o un bonifico istantaneo. Attenti cari telespettatori che da ottobre siete nel mirino delle banche. Non so se vi è capitato di fare un bonifico anche di 200 euro e la banca ti avvisa che se fai un bonifico istantaneo, no, loro hanno un algoritmo che ti potrebbe anche bloccare il bonifico. Perché? Perché? Per due motivi: per la sicurezza, per la tua sicurezza dicono loro, e ti scrivono un messaggio sotto, no? Dove dicono stai attento che se tu forzi questa transazione, ma l'hanno fatto a me per 200 euro, no? Se forzi questa transazione sei responsabile tu, io mi tolgo dalla responsabilità. L'ha voluto fare il bonifico istantaneo proprio apposta, perché una volta che tu hai versato, dopo un secondo sei morto. I soldi tuoi spariscono, non c'è più verso. La banca dice io non mi prendo più responsabilità, cosa che prima succedeva con i bonifici normali, dove qualcuno veniva truffato e c'era del tempo per reclamare. Oggi col bonifico istantaneo non c'è più tempo per reclamare. Ecco, quindi conviene fare, cioè se uno vuole avere la sicurezza, conviene fare i bonifici tradizionali o non si possono più fare? Io intanto comincerei con i bonifici tradizionali, perché non so queste urgenze di pagare all'istante. Cioè il bonifico istantaneo è solo in casi di emergenza, mentre il bonifico normale dà già delle garanzie. Ci deve essere una controparte di questo bonifico, quindi stare attenti nella compilazione anche dei dati. ma anche dell'IBAN. Qualcuno sbaglia l'IBAN e poi dopo succede che vengono da noi e tu chiami la banca, ma l'IBAN è sbagliato. E la banca dice, ma l'ha sbagliato lui l'IBAN, cosa c'entro io? E avanti con queste storie. Ma c'è l'assicurazione? Sì, ma non per i casi in cui tu se lo fai da casa tua, se lo fai dal salotto una cosa, se lo fai dal bagno un'altra, se lo fai dalla cucina. Guarda, ho visto cose che voi umani, come diceva quel film famoso, eccetera. La forma di pagamento invece è grimaldellosa per loro. Avanti. Dopo torniamo sulle carte. Dopo torniamo sulle carte. E praticamente la carta prepagata. La carta prepagata, no? È una carta dove io ho un budget, ma lo gestisco io il mio budget. Quanto la voglio ricaricare? Di 100 euro. Devo comprare il caffè. Quanto costa? 80 euro. Prendo 100 euro e le metto dentro. Se ho un contenzioso, no? Oppure se qualcuno prende il mio IBAN, fanno quello che vogliono, eccetera, da quella carta massimo 100 euro. Dalla carta di credito il massimo, ti possono fregare il massimo del budget mensile, dalla carta di debito il budget giornaliero. Anche tu avrai un bancomat dove ti dice posso prelevare 500 euro al giorno, per dire. Certo. Ecco, questa è già pericolosa. Ma anche nella prepagata c'è la stessa, c'è un massimo giornaliero? No, nella prepagata tu puoi mettere 100 euro, 1000 euro e 2000 euro, fino a 2000 euro mi sembra che sia. Poi dopo, chiaramente, se te li fregano, ti fregano solo quelli. Certo, se uno invece ha il bancomat cosiddetto e loro entrano e ti clonano, ti puliscono tutto il conto corrente, in mezza giornata te lo puliscono, tu non te ne accorgi neanche. Quindi bisogna stare attenti. L'ultima forma di pagamento è quella revolving, e state attenti là. No, torniamo dopo su questo, devo interrompere un attimo, abbiamo la pubblicità. Quindi forme di pagamento, attenzione, e quindi se è possibile che in quelle legate, la carta di credito legata al conto, proprio il conto corrente, possano entrare e portare via tutto, bisogna allora quindi usarla per certi pagamenti e non per altri, eventualmente. E ci riserviamo di dire qual è il grimaldello, esatto, proprio per non cadere nella truffa, avendo un intermediario, e si chiama le carte tramite intermediario. Perfetto, fermo là Presidente, tra poco restate con noi.